Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del bus pieno di migranti capovolto sull'autostrada A1 che è costato la vita a 2 autisti siciliani. Infatti è stato iscritto nel registro degli indagati il conducente del camion con rimorchio. Ricercato un uomo di Bagheria che avrebbe accoltellato il nuovo compagno dell'ex moglie alla schiena, ancora sconosciuti i motivi del gesto che hanno portato la vittima al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. I giudici della Corte d'Assise di Catania hanno condannato Filippo Asero, il 49enne di Bronte, accusato di aver ucciso l'ex moglie 46enne Ada Rotini con 40 accoltellati alla pena massima dell'ergastolo. Una bimba di 5 anni è rimasta ferita a Sciara nel piccolo comune del Palermitano durante una rappresentazione di danza. L'evento era stato organizzato sotto un tendone quando si sarebbe spezzato uno dei tiranti in acciaio che avrebbe colpito la piccola. Sono 3 i miracolati rimasti illesi dopo un violento incidente verificatosi nel territorio di Noto, nel Siracusano. Uno dei 2 mezzi coinvolti è finito su una delle isolette spartitraffico all'interno della Vita Novella, schiantandosi contro la segnaletica orizzontale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.